Noi siamo partiti un anno fa, un po' più di un anno fa, perché avevamo una difficoltà, diciamo, si era un po' intasata l'assistenza tecnica, quindi abbiamo valutato varie soluzioni per cercare di rendere più fluido il processo e dopo varie analisi abbiamo deciso di investire su una piattaforma di intelligenza artificiale. Non è in cloud ma è interna, quindi abbiamo in pratica aggiunto un server in azienda e il percorso è partito un po' da lì. Devo dire che siamo stati abbastanza fortunati, nel senso che le persone coinvolte l'hanno accolta in modo molto favorevole e non c'è stata nessuna, diciamo, resistenza. Da questo punto di vista per noi non è stato difficile far partecipare le persone a questo nuovo progetto, un po' perché abbiamo chiarito fin da subito che l'obiettivo non era togliere persone, lasciare a casa qualcuno o comunque abbassare il livello, anzi l'obiettivo era liberare spazio alle persone per fare attività di più alto valore. E quindi da questo punto di vista, ecco, la difficoltà è stata un po' magari quella di far capire che cos'è l'intelligenza artificiale e come interfacciarsi, però devo dire che c'è grande entusiasmo, quindi questo è la parte più facile, ecco. L'obiettivo riguarda più processi, nel senso che, ripeto, siamo partiti dall'assistenza tecnica perché era il problema immediato. In realtà, mano a mano che cominciamo a conoscere questa piattaforma, ci stiamo rendendo conto che diversi processi che portano via tempo e che non sono particolarmente interessanti, diciamo, da fare per le persone, possono essere migliorati e velocizzati, diciamo automatizzati grazie all'intelligenza artificiale. È fondamentale la formazione non solo da parte di chi ci ha in pratica venduto la piattaforma, che ci fa una formazione più tecnica, ma far capire, e stiamo facendo diverse attività su questo, che cosa vuol dire oggi, cioè che cos'è l'intelligenza artificiale, che poi non è una sola, quindi sono più intelligenze artificiali, e qual è il vero valore aggiunto. Quindi noi stiamo facendo, a partire dall'anno scorso, molte ore di formazione con competenze diverse.